sempre sopportato, un marito che correva, ma alla fine ha ceduto lei e quindi per la prima volta ha messo la tuta del casco e ha navigato. Com'è andata? Al di là del risultato. Benissimo, non avrei mai immaginato, anzi mi sono divertita un sacco. Sei emozionata? Ce l'hai fatta, l'hai contagiata? Sì, un po' emozionata. Io devo dire, guarda, la gara è andata bene, a me dispiace solo una cosa, che purtroppo sulla prima prova, uscita di tornata, ho trovato Loris Gelfi con il motorino esploso e mi sono veramente, mi è proprio dispiaciuto perché lui qua poteva veramente giocarsela e per il mio risultato ovviamente sono felice, pensavo di arrivare qui in assoluto, quindi più che bene. Che bene, davvero un bel risultato da mettere agli annali. Complimenti, vi lascio al ritiro delle coppe e poi ovvio che per Loris Gelfi dobbiamo spendere delle parole importanti perché lo scorso anno fu l'unico vero interlocutore ai fini della classifica in grado di poter competere con Caffoni. Quest'anno è partita subito male la sua esperienza con un ritiro causa guasto che l'ha messo KO e quindi dovrà rifarsi l'anno prossimo. Intanto noi però pensiamo a Pasquini e la moglie Neresi con tanto di cuore nel lato della vettura. Davvero tutta la stima per Pasquini che è riuscito non solo a correre perché ne ha la moglie ma anche a portarsi la moglie in abitabile, quindi chapeau. Grandi ragazzi, complimenti, quinti assoluti, RB Motors. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Mi dai un po' di corrente che tiro sui finestrini. Posto. Poi devi tirare giù qualcosa allora. E noi c'è una forbicina, tiriamo giù la. No, ce l'ho dentro io qua la forbice. Quella fuori.